A novembre si sono fatti conoscere e apprezzare come gli angeli dell'Acqua Alta, i giovani di generazione 90, tornano a proteggere la città mettendo a disposizione braccia, gambe e un sorriso per consegnare gratuitamente la spesa a domicilio agli anziani che non possono muoversi di casa per evitare il rischio contagio dal coronavirus. Abbiamo iniziato più o meno domenica. Venezia si svegliava in una situazione molto complicata, dalla sera alla mattina si trovava in zona rossa e nessuno sapeva bene cosa fare, come muoversi e come comportarsi. Noi abbiamo fatto l'unica cosa che tendenzialmente di solito ci viene abbastanza bene, cioè quella di metterci al servizio di chi ne ha più bisogno. E così abbiamo iniziato. Grazie alla chiamata, tantissimi volontari si sono messi a disposizione, adesso ne contiamo circa una quarantina e copriamo tutto il territorio della città di Venezia, comprese Lido, Murano e Giudecca. Si è così creata una bella rete di solidarietà che opera però con criteri molto rigorosi. Seguendo tutte le regole e le norme messe a disposizione dall'OMS e dal Ministero della Salute, perché prima di tutto ci interessa salvaguardare la salute dei nostri volontari che agiscono, e lo ripetiamo sempre, gratuitamente, ma sia soprattutto delle persone che andiamo ad aiutare, perché spesso sono anziani in difficoltà. Quello che ci viene meglio sicuramente è fare un lavoro di vicinato, di vicinanza. Cerchiamo di mandare persone che vivono già vicino alle persone che vanno ad aiutare, proprio per evitare di girare troppo per la città. Infine un incoraggiamento che fa bene al cuore di tutti noi. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi informazione, trovate tutto quanto sulla nostra pagina Facebook, Generazione 90. Ci sono due numeri da chiamare, uno per prenotare le spese, uno invece se avete delle domande, delle curiosità. Non ci resta altro da dirvi che andrà tutto bene e ne siamo sicuri e insieme ne usciremo.